pranzo, come all'improvviso buon pranzo. Un appello urgente, urgente. Un appello urgente che voglio fare, perché uno deve essere, diciamo, concreto di quello che uno fa. Io dico a tutte le persone che vedranno questa diretta, i miei paesani, pure fuori paesani e compaesani, perché me ne sono accorto io di certe situazioni in quanto riguarda questo virus. Io ho visto delle persone che devono stare in quarantena a casa, a mezzo su piedi in giro per il paese, e spero che queste persone hanno un buon senso di stare a casa, un buon senso di stare in quarantena per rispetto per noi e per tutti gli altri che ci circondano, perché tutti andiamo dai negozi, dai farmacie, di qua e di là. È vero che forse sono negativi, è vero che non sono positivi, ma può succedere che si può incubare, diciamo, questa situazione, che effettivamente questo virus ci colpirà tra 8, 9, 10, 15 giorni, speriamo mai a nessuno. Però chi deve stare in quarantena, deve stare in quarantena, che significa che io il tempo che sono andato a comprare il pane e vedo persone che devono sicuramente stare in quarantena. È vero che il virus l'ha avuto qualche parente, qualche amico, però ha avuto contatti. Il sottoscritto, pur essendo che ha avuto mezzo contatto di 20 giorni fa con mio cugino, io subito mi sono fatto il tampone e sono a casa a fare, diciamo, più o meno la quarantena, non esco mai. Io questo voglio fare un appello a tutti per non sottovalutare la situazione, perché se Villarosa, se i dati statistici dicono che effettivamente ci sono tanti positivi, base 4.000, io non voglio dare numeri, ma come si dice, superiamo, io dico, ormai più di 70 persone positive. È una cosa grave questa cosa, perché siamo tutti parenti, amici, tutti ci conosciamo. Da un paesino che magari, se non lo so se è vero, se è veritiera sta cosa, di tutti i tamponi che si hanno fatto per legge, e magari qualcuno sottovaluta questa situazione. Mica che è stato ospedale, che è stato ricoverato, può considerare quello che è successo. Ma chi non è stato ospedale, case asintomatiche, magari qualcuno ce la faremo, ce la facciamo, ci qua e di là, di che cose non sono mese belle. Non sono mese belle, perché effettivamente fra un po' sicuramente ci chiuderanno. Fra un po' dobbiamo stare veramente sicuramente ci sono i militari, tutte le forze dell'ordine. Purtroppo io ringrazio le forze dell'ordine, non è perché uno le vuole ringraziare per il lavoro che fanno, ma sono pochini. Devono essere più, diciamo, le forze dell'ordine per mantenere l'equilibrio. Dei bar, dei ristoranti si va per consumare la consumazione e uscire urgentemente, non fare assemblamento. Se io mi devo comprare arancine, pizze, pizzette, le compro e me ne vado. Non è che la vado a spardare piedi a mangiare mele dei luoghi, diciamo, assettato Sallino oppure di qua e di là. Allora ne andiamo concluduto. Perché c'è una cosa, l'epidemia sta aumentando, l'epidemia va a aumentare. Qui ci sono, dove il mio paese, sicuramente la cosa consiste pure agli altri paesi della Sicilia. Mi hanno detto di fare questa diretta e l'ho fatta perché la mia diretta è, diciamo, virale, può essere sensibile pure per quelle del mio paese che la guarderanno. Ma un sottovalutato la situazione, un sottovalutate, magari state bene, chi è positivo sta bene e mi auguro di stare bene, ma chi ha, diciamo, altre patologie che l'ha immischiata, gli altri sono guai, sono cazzi amari, sta diretta è stata voluta e che io la faccio con tutto il cuore, di persone che mi hanno detto fai una diretta, magari qualcuno sta la sensibilità degli altri. Uno va stare attento, non è una fissaria di niente. Di solito io faccio le dirette per divertimento, per allegria, faccio i miei video dei TikTok, mi faccio queste cose, ma sta diretta serve secondo me e mi fa piacere.
Io ringrazio tutta la sensibilità, tutta l'amministrazione pure comunale che si sta impegnando magari del bene o del male per citare delle dirette e del buonsenso delle persone. Ma con buonsenso delle persone qua ci pare che è una vergogna che uno deve stare a casa in quarantena. Non è una vergogna. Stare a casa è per la salute propria e per la salute altrui. Ci sono persone che sono piedi, sono in quarantena, non capiscono che devono stare in quarantena. Avendo contatto con una persona magari sospetta di positività, deve stare a casa, deve stare vuol dire che in siciliano, in italiano, in arabo, in inglese, si deve stare a casa. Chi ha un piccolo raffreddore, un'influenza, deve stare a casa, deve stare con la caputo allora che la cosa è pericolosa. Non è che uno è asintomatico e magari non ha niente di patologie, magari, però può infettare un'altra persona. Io ho paura pure di andare a cattare il pane qua vicino di Don Pino di Stefano. Effettivamente io ci vado qua talato con la mascherina, con i guanti e magari incito a Don Pino che magari lui lo farà a mettere diciamo, il disinfettante là davanti e lo fa. E l'ha fatto, e però la preoccupazione è tanta. E mentre che io magari vedo qualcuno magari che deve stare a casa in quarantena invece in giro per il paese, in giro. Con tutto il rispetto di queste persone, non è vergogna stare stare a casa, dovete stare a casa. Perché dice faccio la morale, lo dico io, dice così tu che mi accomandare, non è così. Perché tu, specialmente tu che stai tagliando un video, mi puoi, diciamo, immischiare, diciamo, per un virus in la bottiglia di qua e di là. Non a me, a tutti. E sto cosa non ne usciamo più. Non ce ne usciamo più di sto virus. Non è ammissibile che ci sono dei numeri da un paese di 4.500 abitanti e tutti ste contagiati. Vuol dire che magari qualcuno sottovaluta la situazione e se ne chiudono, finì betta capellava, finì l'economia, non ci sono più sordi, pure per i bar. Faccio un appello ai bar e ai tabacchini di qua: quando vedete una persona entrare dovete farla entrare con la mascherina in guante e buttarli fuori. Io sono leggendo pure le forze dell'ordine che stanno facendo un buon lavoro, io li vedo, purtroppo sono pochini, complimenti alle forze dell'ordine, però sono poche persone che controllano, perché non c'è la possibilità. Questo deve intervenire c'è lo Stato, la provincia, la regione, di mandare i rimborsi per ulteriori controlli. Per i veri controlli dovremmo essere noi. Chi ha un'attività di bar, ristoranti, devono essere loro a cautelarci per gli altri. In senso che se io vado al ristorante a ordinare, ordino e me ne vado, però ma non uso il telefono, che c'è, come si dice, esportazione. Se tu è inutile che vai là per la calunnia di Nescere a cattare 4 arancine o una pizzetta di qua e di là, se sono aperti questi ristoranti e pizzerie e bar, sono solo da esporto, puoi anche telefonare e loro sono obbligati a portartelo a casa. Se qualcuno magari non vuole cucinare, magari vuole fare un mangiare di sera pizzette di qua, è così la vita, però dobbiamo stare attenti. Io dico che sta diretta, non lo so se qualcuno guarderà, perché è sottovalutata questa situazione. Io saluto e ringrazio chi mi ha telefonato di fare sta diretta. Io lo sto facendo per me stesso, per tutta la comunità, diciamo, cittadina, delle persone che magari stanno attenti per colpa di qualcuno in negligenza, che magari non ci interessa di fare la quarantena. Questa è, come si dice, reato di epidemia totale. Questo, se qualcuno deve fare la quarantena e magari verrà fermato dai carabinieri e tu a fare la quarantena è reato. Qualcuno forse l'ha capito che è reato, magari non lo so, qualcuno sa fare scannaliare. Uno deve uscire per emergenza, per cattare, diciamo, o pane, per cattare d'emergenza, no che se ne vanno in piazza a passeare, gente che ne sta in quarantena.
Gente che devono stare in quarantena su piedi, in giro. Vi dovete vergognare. Vi dovete vergognare. Magari c'è qualcuno che non lo capisce. Qualcuno che lo capisce. Veramente c'è qualcuno, perché può essere che qualcuno non lo capisce o fa finta di non capire. Io sono scemonito che stai in, sono stupido, che stiamo in e farà quarantena, dopo magari può capitare, che magari può succedere che se ne vado a un negozio, tocca qualcosa involontario, vabbè che io ci vado sempre con i guanti, mascherina, trase e niscio, perché tempo che accattopare, tempo che me ne vai. Un pazzo diciamo come o barra non ci vado, e non vado, nessuno mi può vedere in piazza, non mi ha veduto in piazza, non mi vede piedi. A me e pure maggiormente della mia famiglia che io l'ho raccomandato che non deve uscire. La mia famiglia. Caso tutto come diciamo i pecorona, veramente. Si mettono a chiazza, si mettono a contrastare, a risate. Dopo ho visto che per la mascherina un naso l'hanno scoperta, la mascherina non se la mettono. Che significato ha? Che significato ha? Io ti vengo a travagliare che io non travaglio, però io pure, io effettivamente in questo momento non posso lavorare perché sono disoccupato. A girare a cazzo, a sparlare, a parlare uno, a parlare a chiedere, ma che ci facete a cazzo che ti stare dentro? Oggi sono andato pure, mentre che cattavo pane, un casino di persone piedi all'ambione, ma che facete a cazzo? Ma parliamone chiaro, io ti vengo entra, o io ti vengo una battaglia a travagliare, so che è. Ma non che io stai pigliando gente per l'agnoso, perché è per l'epidemia del Covid-19. Villarosa è piena, Villarosa ci sono chi che hanno fatto o tampone, la maggioranza non so quanto è la percentuale, non voglio gettare il numero perché i numeri salgono giorno dopo giorno. E io ti va a fare un tampone. Il comune di Villarosa l'ha fatto gratuito l'altro giorno. Non è una vergogna uno che si va a fare il tampone. E ti va a fare il tampone per salvaguardare sia personale sia le persone che vi circondano. Io voglio dare un saluto che non lo voglio nominare, chi mi ha incitato a fare questa diretta e per me è stato un piacere fare la diretta. Io ora vi auguro una buona giornata e speriamo che Dio ce la mandi buona, ma il Dio che ce la mandi buona maestro, il Signore disse aiutati che io ti aiuto. Se invece noi non volessimo essere aiutati e facciamo quello che stiamo combinando, succedono cose tende, non succedono cose buone. Non succedono cose buone, perché i numeri non sono più 10, 8, 7 i positivi, i numeri sono molto superiori, magari qualcosa non verrà divulgata perché magari succedono cose tende, magari mi è scappato e mi scuso dei numeri che ho dato io poco fa, ma la realtà è quella, la voce che gira paese qui incontro, positivo, quello è positivo, però se sono vero, ma io ci credo, però ora c'è molta preoccupazione. Io parlo per Villarosa sicuramente per tutta la Sicilia e per tutta l'Italia. Questo Natale e Capodanno succede un casino, non abbiamo avuto diciamo a questo Natale e Capodanno sono state delle cose in negligenza, può capitare, però oggi le persone che devono stare in quarantena devono stare in quarantena e aspettare un altro tampone. Io mi ho fatto il tampone, ora fra 5 giorni mi faccio il giorno 7, giorno 8 mi faccio il tampone, non perché io ho avuto perché ho avuto una patologia a marzo, spaventandomi che io mi vai a catto pane di quella mi posso anche contagiare, e io mi faccio il tampone ogni 8 giorni, ogni 10 giorni, come faccio io penso che sicuramente lo dovete fare tutti e non si deve vergognare poi è positivo, perché questa malattia non la possiamo, è invisibile, stiamo combattendo con un virus invisibile, può colpire chiunque, però chi deve stare che è positivo oppure chi ha avuto contatti deve stare in quarantena, perché l'incubazione come hanno detto è dopo 8, 9, 10 giorni, 15 giorni e il tampone verrà ripetuto diversi giorni e dovete stare a casa. Qua ho avuto contatto con persone che magari sono sospetti positivi oppure sono positive, a testare entra.
Io effettivamente caccio su tanti messaggi. Tutta la Sicilia è zona rossa, bravi, siamo stati salvaggi. Ciao Salvatore, tutta la Sicilia. Simo, io andando ora a buon pranzo, che c'è un casino, c'è. Io ho paura, io ho paura che c'è l'inverno. A Bellarosa è pure tutte banne. Questo Natale e Capodanno tutti abbiamo sottovalutato tutte le situazioni. Io sono stato sicuramente, non avevo fatto assemblamenti della mia famiglia, pur essendo che avevo una famiglia grande, perché io mi sono spaventato per la mia incomodità. Però c'è un casino, perché ora ho visto in giro che c'è gente in giro che hanno a stare in quarantena e su piedi piede. Che significato ha? Ciao Maria Rita, eh sì, hai ragione, salutiamo. Eh, lo so, purtroppo non lo so, le persone, scusate, c'è un casino, sta diretta io la faccio, l'ho fatta, lo sto facendo per raccomandare a quelle persone che stanno, diciamo, sottovalutando la situazione, ma ci sono gente che non capiscono niente, perché non per augurarci quelle che hanno passato gli altri, che attualmente sono persone ricoverate all'ospedale, perché non hanno passato quelle che hanno passato gli altri. E magari sottovalutano asintomatici, sono piccoli e positivi, si mettono a ridere. Ho visto tante cose che pidi che non ci interessa niente, però faccio la fatta dei certuni. E io non lo so, st'appello spero che arrivi a tutti, spero che qualcuno si metta in testa che sto virus non è uno scherzo, una cosa che magari ci pigliamo a babbiare. Ora si prende a scherzo, a babbiare, qui è positivo, qui ne fa la quarantena, però quando è successo sulla mia pelle, quando fui ricoverato io, un certo Felice e Revettoso, diciamo, eravamo due a Bellarosa, tanto, ma successe l'inverno, controllo qua, controllo un così, un casino. Però io sono stato sempre stato negativo, ho avuto una broncopolmonite in un periodo sbagliato, però sempre avevo la preoccupazione, ma vi assicuro che mi hanno curato come coronavirus, però non l'avevo coronavirus. Però oggi che ce n'è un casino, perché ora ne mettiamo a ridere e sottovalutare la situazione. Ma che significato ha? Ora facciamo tutti i cadastri e spacchiù si chiama la chiazza di qua e di là. Questo è reato, reato. Ci volesse avere la legge che chi è in quarantena e ne esce piedi piedi avesse a vedere guai. Avesse a vedere guai e vediamo che succede. Salutiamo Marco, sì, è giusto, lo so, perché non è ammissibile che gente andrà a stare in quarantena su piedi piedi. Io saluto intanto a tutti, questa è una diretta che ho voluto farla perché effettivamente le mie dirette le vede chiunque più o meno, e faccio morale della situazione, perché oggi ne appelliamo tutti a ridere, a risate, positivo, quello è così, insomma, sparliamo, quando ora il paese è come a tutti, si sparla alle persone che sono positive. Non è giusto sparlarle di qua e di là, e di qua e di là, perché chiunque ci può ingagliare, però chiunque una cautelare, chiunque una cautelare. Io fece sta diretta, ma non perché di solito la faccio per diventare, per fare un appello che tutte le persone sospette che devono stare in quarantena stanno a stare in quarantena, e magari il comune, le persone che sono magari mense, diciamo, non in quarantena, da aiutare queste persone a fare la spesa, magari qualcuno ne esce e dice noi annuncio che magari sollecitare qualcuno di buon senso o familiare o qualche amico di aiutare a queste persone magari di mantenere la quarantena e fare la spesa, pagare la bolletta, magari aiutarli, perché si deve aiutare. E ora non ho niente che dire, io vi saluto, vi auguro, che io stavo mangiando e ora continuo a mangiare. Ciao Vincenzo d'amico, ciao Vincenzo,
ciao Maura Feirera, un buongiorno, Salvatore Aira, Luciano Musto, saluto a tutte le persone che sono state in diretta, speriamo che le mie parole vanno in porto. Concetta Guttalauro, ciao Concetta. Speriamo che la mia ciao Concetta Prestiani, Concetta, salutiamo a tutti, Calogero da Villarosa, io saluto tutti i miei paesani e compaesani, dopo saluto diciamo Anna Iraci, saluto Maria Grazia, ciao Maria Grazia, buon pranzo, saluto ciao Vincenzo Bonsignore, Daniela, ciao Daniela, io vi lascio, ciao Fabio De Benedetto e Gaetana, buon lavoro Marco Perri, buon lavoro, speriamo tutto bene, che mi pare neura la cosa, mi pare neura. Io vi saluto, scusate se sono stato impulsivo, sono stato un po' arrabbiato, ciao Stefania, Andrea, Gaetano, ciao, ciao Tanino, lo saccio Tanino, mi hanno detto di fare sta diretta e lo sto facendo, sperando tutto bene perché in giro ci sono tante persone che devono stare in quarantena su piedi, speriamo bene, c'è un casino, caputo? Allora... Andrea Vadano, allora un saluto a tutti, buon pranzo e continua a mangiare. Un salutone, ciao a tutti.